Il 18 gennaio del 1846 venne inaugurato il Ponte della Libertà, costruito dagli austriaci. Questo ponte collega e collegava Venezia alla terraferma. Era un ponte particolare, era dotato di alcuni vani dedicati, pensati per essere caricati con gli esplosivi, così da farlo saltare in caso di attacco in un colpo solo, in modo molto rapido. Nel 1861 vennero iniziati i lavori di costruzione di questa stazione, ma per poter costruire questa stazione venne effettuata una demolizione, venne abbattuta una chiesa storica di Venezia, la chiesa di Santa Lucia. Una targa posta davanti proprio alla stazione ricorda questo tragico evento. Un dipinto di Francesco Guardi della metà del 1700 ci fa rifare un salto nel passato, ci fa rivedere com'era questo edificio, un edificio elegante, affascinante, ma purtroppo perso per sempre.